Allora, complimenti, Comune di Campoformido e Comune di Figline e Incisa Valdarno. Dovremmo avere Cristian Romanini, Erika Furlani, sindaco, vice sindaco e sindaco, Figline e Incisa Valdarno, Samuele Venturi, che è responsabile del servizio cultura e marketing e comunicazione istituzionale. Prego, venite qua, complimenti. Buongiorno a tutti. Allora, come prima andiamo a vedere i due video vincitori e poi consegniamo. Raccontare cos'è la Voce di Campoformido è un'occasione per capire come è nata e come è cresciuta la nostra pagina in un periodo molto difficile e particolare della nostra storia recente. Dal 1 dicembre 2019 è stata inaugurata la fanpage La Voce di Campoformido come canale sperimentale di comunicazione a cura dell'amministrazione comunale neoeletta a maggio 2019. Pur non essendo un comune di grande dimensione, ogni giorno pubblichiamo in media 1 o 2 contenuti. Si tratta di informazioni di servizio per i cittadini, scadenze, eventi, avvisi sugli orari e l'attività degli uffici comunali. Oltre 1000 post pubblicati in questi 22 mesi danno la misura dell'impegno costante e quotidiano avviato ben prima dell'emergenza sanitaria e diventato un punto di riferimento in particolare durante il lockdown del 2020. In quelle settimane infatti costantemente e quasi in tempo reale venivano diffusi aggiornamenti sull'evoluzione della pandemia. In quel periodo la parte più faticosa è stata indubbiamente la verifica puntuale delle fonti al fine di evitare fake news e fornire informazioni precise ai cittadini. Ma nei mesi successivi la Voce di Campoformido ha ospitato anche rubriche di approfondimento apprezzate dagli utenti, quali gli incontri con l'autore e i martedì digitali in collaborazione con INSIEL, per fornire durante le dirette alcune pillole di divulgazione sulle opportunità della PA digitale. La Voce di Campoformido racconta quindi il territorio, ma non solo. Attualmente la pagina conta oltre 980 like e oltre 1 migliaio di followers complessivi, ma coloro che si collegano e seguono le notizie della pagina sono in numero molto superiore, con post che hanno raggiunto le migliaia di interazioni e visualizzazioni, e tutti possono intervenire liberamente nel rispetto della social media policy esterna di cui ci siamo dotati. Pietro, 2 parole lampo e poi diamo la parola a loro. Complimenti per il video e per la testimonianza, insomma, che state facendo un grande lavoro di informazione sul territorio e si vede, insomma, l'originalità dei contenuti anche dai post che abbiamo visto, dai contenuti, è decisamente meritato, direi. Grazie per questo premio particolarmente gradito, perché vorrei dirvi che il comune di Campoformido è un comune di 8.000 abitanti alle porte di Udine, quindi è un comune molto piccolo. E ci siamo ritrovati, sindaco e vice sindaco, alla fine di maggio del 2019 a ereditare un giornaletto informativo che veniva pubblicato 2 volte all'anno. Subito dopo abbiamo avuto dei problemi col personale che se ne occupava e poi la pandemia. Come far uscire un'informazione in un periodo in cui nessuno poteva neanche uscire da casa. Qui devo dare il gran merito al vice sindaco Cristian Romanini, che ha la delega alla comunicazione, ai sistemi informatici e anche alla cultura, perché in effetti si è prodigato tantissimo, ha voluto ed è stato molto insistente sul fatto di puntare sul digitale. Ha vinto lui, devo dargli questo merito e quindi gli do anche la parola per i dettagli di questa operazione, e comunque grazie alla giuria, grazie a PA Social, e penso che continueremo su questa strada. Grazie PA Social, grazie Sindaco per le parole troppo generose. Abbiamo vinto tutti, perché anche qui c'è un lavoro di squadra, e approfitto solo per ringraziare la responsabile dell'ufficio dei servizi informativi, l'ingegner Zomero, ringraziare Massimo Garlatti Costa, Andrea Del Favoro e soprattutto ringraziare Cristian Tosolin, coordinatore PA Social Friuli Venezia Giulia. Questo è un premio che è un po' anche suo, anche loro. Infine volevo ringraziare la mia famiglia, Venusia,
e i miei figli Lorenzo e Santiago, perché tutti i minuti, le ore, i giorni trascorsi a cercare di amministrare il paese, curare la comunicazione in tempi stretti, quasi sul momento, è tutto tempo tolto a loro. Grazie.